Al via oggi questa nuova edizione di Sicilia in Bolle con questo interessante convegno che parla appunto delle tipicità della produzione del territorio e dei rischi climatici, ma tanti altri appuntamenti sparsi tra Villa Romana e il Madison. Sì, abbiamo quest'anno come tema scelto questo che sembra proprio attualissimo per quello di cui se ne è discusso nei media nazionali e anche internazionali in questa settimana anche precedente. Avevamo deciso molto tempo prima noi questo tema da affrontare. Sì, è un tema che abbiamo scelto per l'importanza che ha, perché oggi troviamo tantissime attenzione verso questo cambiamento. Ne abbiamo discusso con degli esperti perché 20 anni fa si produceva spumante attenzionando la temperatura, il territorio e altro. In questo periodo diventa ancora più importante il discorso clima per il cambiamento che c'è stato negli ultimi anni. Quindi un confronto molto interessante che ha affrontato questo cambiamento climatico sia nel Trentino che in Toscana che nell'Alta Langa, in generale sulla Sicilia e nello specifico sull'Etna. È stato sicuramente un bell'incontro iniziale. Abbiamo iniziato con un convegno legato alle problematiche climatiche, soprattutto riferiti a quello che può accadere e accade nell'ambito dei territori che producono spumante. È stata una discussione abbastanza sfaccettata e anche articolata perché oltre a mettere in evidenza chiaramente le problematiche che ci sono, si sono affrontati anche i temi che possono in qualche maniera risolvere questo problema. Ma Sicilia in Bolle rappresenta ormai un appuntamento annuale dove non c'è solo un confronto che realizziamo con la materia che meglio di altri sappiamo utilizzare, che sono le degustazioni, per cui continuare a confrontarci, ad assaggiare, a divertirci con la degustazione dei vini dei diversi territori, Alta Langa, Trento Doc, una rassegna di spumanti siciliani e poi alcune chicche di alcune aziende proprio di questo nostro territorio. Per cui un confronto ricco e articolato in cui vogliamo mettere in evidenza l'espressione migliore della spumantistica regionale e continuare quest'opera di confronto con le importanti realtà nazionali. Non ultimo, ma per noi significativo e interessante, anche l'aspetto legato alla valorizzazione, alla conoscenza e alla scoperta del territorio anche da parte di visitatori esterni. Ogni anno sempre di più con molto piacere accogliamo persone che arrivano in Sicilia, che arrivano alla Scala dei Turchi, a Sicilia in Bolle, perché vogliono partecipare agli eventi, vogliono partecipare alle nostre degustazioni e approfittano di questo per conoscere il territorio siciliano. E questo ci rende non solo orgogliosi, ma fa sì che il nostro lavoro sia proprio centrale per quello che è la missione che l'Associazione Italiana Sommelier si è posta da sempre. Tanta qualità dentro Sicilia in Bolle, come al solito, bello perché si vive in presenza, in sicurezza, in tranquillità, focus naturalmente sulle bollicine siciliane, ma c'è tanto altro come momento di scambio e di confronto. Credo questo sia importante per portarci a casa un pezzettino di conoscenza in più per far sì che il nostro mondo, quello del vino, funzioni sempre meglio. Quindi oggi un confronto allargato, no? Perché dall'Alta Langa, la Toscana, all'Etna, alla Sicilia, e capire insieme quali sono le problematiche, discuterle e trovare anche qualche soluzione condivisa per affrontarle, è un momento di crescita importante. Di quest'anno com'è andata la stagione, se ci puoi fare un'anticipazione magari? Allora, il problema più grande è stato comunque la gelata che ha colpito all'inizio, no, della stagione e ha lasciato insomma, una cifra significativa di quantità in meno. Il caldo c'è stato, è stato un caldo che non ha mai avuto un momento di interruzione, una pausa, quindi ha segnato un po', però devo dire che tutto sommato ci siamo difesi e vedremo tra qualche mese se queste così, specificità si trasformano in un'annata un po' calda, sicuramente sì, ma comunque di qualità, ecco, questo è l'augurio. E quanto è importante il settore dei vini anche per l'enogastronomia, per il turismo, che giorno dopo giorno si riscopre sempre, si vedono tantissime trasmissioni nei social, nelle televisioni? No, è fondamentale, guarda, io metterei tutto in un unico insieme perché è fondamentale. Oggi anche lo straniero che viene, il turista che viene a visitare le nostre terre meravigliose, ricche di storia, di molte unicità, però se riusciamo a condurlo in un circuito virtuoso dove beve, mangia, assaggia, conosce, sicuramente lo conquisteremo al di là di tutte le opere d'arte, tutte le bellezze storiche e culturali che abbiamo, perché
questa è una roba che si tocca con mano, si porta a casa un'esperienza per poi trasferirla in maniera molto pratica e semplice ai nostri amici, alle persone che hanno i nostri stessi interessi. Quindi ecco, un percorso così virtuoso, no? Guidato attraverso quelle che sono le bellezze locali, diventa ancora più significativo se lo facciamo mangiare e bere bene. Questo sicuramente sì, è la verità.